Benvenuti a un altro appuntamento con Chiesa in Città, come sempre con il Vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, e quest'oggi anche il direttore della Caritas diocesana, Padre Giovanni Lamanna. Grazie per essere entrambi ritornati. L'argomento della puntata di quest'oggi potrebbe essere riassunto con stranieri a Trieste. Che cos'è lo straniero? Chi è lo straniero, Monsignor Trevisi? Beh, diciamo che lo straniero evidenzia qualche cosa che è molto connaturale, e cioè l'altro. L'altro è differente da noi, e diciamo pure che l'altro che è addirittura magari il genitore o il figlio, dove tante volte ci sono anche delle incomprensioni generazionali che conosciamo un pochino tutti per le nostre esperienze personali. Ebbene, lo straniero accentua questa diversità dell'altro, che talvolta porta anche a delle incomprensioni, porta anche a delle paure, e talvolta invece anche a delle grandi risorse, come è appunto, che so io, anche il genitore o il figlio o il coniuge, piuttosto che ogni altra persona che tu incontri. L'altro che è straniero, che viene da un'altra cultura, con un'altra lingua, magari un'altra religione, e che però è depositario di una umanità, e nell'incontro con lui può avvenire qualche cosa che talvolta ci spiazza o ci fa paura, o può essere, ripeto, una grande risorsa. Straniero è anche un sinonimo nella nostra lingua di sconosciuto. Sì, è un mondo nuovo quando incontro una persona di altra cultura, magari si presenta anche con tratti somatici diversi, è un mondo nuovo e posso reagire in tanti modi. Posso rimanere spaventato, posso essere curioso di conoscerlo per ampliare anche i miei orizzonti, non rimanere chiusi su se stessi. È un'opportunità l'incontro con chi è diverso da me, come lo sono gli stranieri. Si potrebbe anche parafrasare un brano dal Vangelo di Marco, se non mi sbaglio, dove Gesù dice: non avere paura di ciò che sta al di fuori di te, ma di ciò che sta dentro di te. Ho citato giusto l'Evangelista, quantomeno? Sì, allora il testo è quello che diciamo che il peccato non è in quello che mangiamo, così via, ma è dal cuore dell'uomo che viene, almeno se ho capito bene il riferimento. Io penso che si tratta di affrontare questa dimensione umana, che ha tutte le sue ragioni, a volte anche un pochino per discutere e impensierirci, ma dall'altra parte di trasformarla in una opportunità. Questo non vuol dire essere buonisti, questo non vuol dire semplificare un problema molto complesso, ma invece affrontarlo con la razionalità, con tutte le questioni politiche e giuridiche che servono, e c'è anche la dimensione religiosa, certo, perché nello straniero, forestiero che abita in mezzo a voi, la Bibbia tante volte intravede una dimensione di carità, addirittura un qualche cosa dove si fa presente anche il mistero di Dio. Pertanto c'è un po' da riaffrontare questa ripeto, senza semplificazioni indebite. Sono grosse questioni di ordine pubblico, e nella storia ci sono sempre state le migrazioni di popoli, che anche i grandi imperi come quello romano ha fatto fatica a gestire. Noi a volte abbiamo questi riferimenti di paura, ma la vera paura, la sua citazione è il peccato. La vera paura è il male che anche dentro il mio cuore può esserci. Io penso che sono le grandi sfide epocali con le quali dobbiamo fare i conti e anche aiutarci. La polarizzazione politica partitica talvolta non aiuta. Anche un po' alcuni dibattiti televisivi molto infuocati non aiutano. Noi siamo invece chiamati anche a seminare spazi di confronto, e spazi nei quali non semplifichiamo ma affrontiamo debitamente la questione. Ecco, Caritas si occupa
diciamo di più di una sfaccettatura del termine straniero, no? Perché straniero è altro, straniero è appunto sconosciuto. Caritas si occupa anche di quelle realtà sconosciute ai più, come per esempio quella sconosciute anche che forse la maggior parte di noi preferisce non conoscere, che sono anche per esempio quelle della povertà. Sì, mi piace ricordare che la Caritas non è mossa da categorie. Noi incontriamo persone, siamo tutti persone e la cura è per la persona, capendo qual è la difficoltà della persona, qual è il vero bisogno, e non facciamo distinzioni tra stranieri, italiani, giovani e anziani. L'incontro con l'altro nella sua difficoltà, nel suo bisogno. Quindi ci piace incontrare le persone. Poi attraverso questo incontro insieme si prova a capire qual è la vera difficoltà che mette le persone in situazioni poco dignitose, e insieme, in maniera progettuale, cercare di trovare la strada per rendere autonome le persone. Immagino anche che questa sia una problematica, Monsignor Trevisi, che la Chiesa affronta di continuo, cioè anche inventando non è corretto, insomma comunque predisponendo interventi nuovi, cioè l'attenzione è costante e continua proprio perché la problematica cambia Sì. di continuo anch'essa. E ci sono tantissime sfaccettature. Pensiamo che in questa categoria di stranieri noi dobbiamo mettere che, se guardiamo un pochino all'immigrazione in Italia, più della metà sono cristiani. Ecco, su questo non si riflette. Sì, allora, tanti sono per esempio ortodossi, poi c'è una frangia di persone che sono legate alle chiese protestanti e un'altra buona percentuale sono invece cattoliche. Per cui per esempio abbiamo anche questa attenzione di un inserimento nelle nostre comunità, ma anche di una salvaguardia della loro identità, di queste persone cattoliche che vengono da altri paesi, oppure anche di dialogo ecumenico, e qui a Trieste siamo molto attivi su questo, proprio anche di comunità cristiane, e abbiamo qui delle chiese cristiane appunto che sono moldave, sono oltre a quella serba ortodossa e greco-ortodossa, moldave, ucraine, russe e così via. Per cui c'è tutta questa attenzione. Ma le sfaccettature sono davvero tante, poi ci sono delle situazioni siamo sulla rotta balcanica, di povertà, di assistenza, e con la questione anche dal punto di vista legale, di tutte le questioni che vogliamo inserirci e collaborare, ma anche di dignità umana e pertanto di quell'accoglienza che si fa rispettosa di fronte. Le differenze culturali e pertanto un'integrazione che purtroppo, se non viene compiuta, poi ci sono tanti fenomeni di marginalità e di paura che crescono. Allora, la necessità invece di una integrazione che non può collarsi la Chiesa, è un compito di tutti, delle istituzioni, della politica, della scuola, e però anche non ci tiriamo indietro di fronte a nessuna sfida. Per Caritas questo tipo di problematica, questo tipo di sfida deve compiersi poi anche all'interno delle istituzioni cittadine. Sì, incontriamo le persone che sono in bisogno, incontriamo le istituzioni in uno spirito di collaborazione e non di contrapposizione, per rimanere concentrati sulle criticità, sui bisogni di chi fa fatica a vivere dignitosamente. Siamo chiamati a dare un segno, non siamo la soluzione, perché la Caritas non può essere la soluzione di tutte le criticità, ma siamo interessati a evidenziare quelle situazioni dove la persona manca di dignità o dove i diritti della persona non sono rispettati. E questa modalità
aiuta anche a trovare quelle soluzioni per restituire dignità e rispetto dei diritti alle persone. Noi oggi chiudiamo questa puntata con un intervento esterno che dà conto dell'insegnamento della scuola di italiano, che dà conto della scuola di italiano che la comunità di Sant'Egidio ha istituito, in questo caso presso la chiesa di Santa Teresa, quella di via Manzoni. Che tipo di iniziativa è questa, Monsignore? Giusto per introdurla e per poi, diciamo così, cederci la linea. Sì, è una delle diverse iniziative, perché l'integrazione ha anche qui tante sfaccettature. E come Chiesa stiamo dando questi segnali. Questa è una delle diverse testimonianze che cerchiamo di dare, che sono anche molto concrete. Mi piace dire che l'imparare l'italiano è la prima strada dell'integrazione. Se uno assume un lavoratore che non sa l'italiano, rischia anche di essere a rischio, però di incidenti sul lavoro e così via. Per cui la necessità di imparare l'italiano è qualche cosa che purtroppo anche le istituzioni, nonostante tutto quello che si sta facendo, non riescono ad espletare in modo adeguato. E allora ecco che queste iniziative che vengono sparse un po' nelle nostre parrocchie attraverso la comunità di Sant'Egidio o la Caritas o altre realtà sono il tentativo di incontrare le persone in piccoli gruppi e anche non solo di insegnare l'italiano, ma anche di promuovere quelle relazioni e quell'integrazione che, diciamo così, toglie certe paure, ci dà l'occasione di testimoniare e di spiegare chi siamo, com'è la nostra cultura, dove queste persone arrivano e anche come possono inserirsi in modo proficuo. Allora chiudiamo questa puntata ringraziando intanto Padre Giovanni Lamanna e il Vescovo Trevisi per essere stati con noi, e andiamo appunto a sentire quello che ci racconta Don Roy Benas, o Benas, Benas, che è il parroco di Santa Teresa. Ci troviamo nella chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù, gli ambienti dell'oratorio, dove ha anche sede la scuola di italiano di cultura italiana per stranieri. Noi nella nostra comunità chiaramente abbiamo tantissime persone di provenienze tra le più svariate di tutti i continenti e lingue, e questa è anche una delle cose belle. E chiaramente noi come parrocchia poi instauriamo un rapporto un po' più profondo e continuativo, soprattutto con quelli che sono cattolici e che oggi come oggi abitano nei miei banchi di chiesa, vengono e chiaramente con loro ho un maggiore dialogo. Però la scuola promuove tantissimo proprio invece il rapporto umano di fraternità, di conoscenza reciproca, di accoglienza, e quindi non è soltanto un discorso di scuola, ma è proprio invece un creare fraternità, comunità al di là di qualsiasi appartenenza religiosa, eccetera. Quindi ecco, si lavora molto nel trasmettere proprio un senso di comunità e di fraternità. La nostra scuola è nata 14 anni fa, è una delle scuole della comunità di Sant'Egidio che ha scuole in tutta Italia e negli altri paesi del mondo in cui è presente. Naturalmente nasce da un'esigenza di accoglienza, ma soprattutto da un'esigenza di integrazione, e l'integrazione passa assolutamente come primo passo per la conoscenza della nostra lingua. Abbiamo persone da 35 paesi del mondo, quest'anno si sono iscritte più di 200 persone, abbiamo corsi dal lunedì al giovedì mattina e pomeriggio e sera, e soprattutto c'è una grande attenzione alle donne, alla cultura per le donne, perché spesso le donne immigrate, che sono irrilevanti nei loro paesi d'origine o possono essere irrilevanti, invece sono strategiche nei processi di integrazione nel paese in cui arrivano. E abbiamo corsi che vanno dal principiante sino al B2, una nomenclatura europea. E una cosa importante, la nostra scuola ha una delega dell'Università per Stranieri di Perugia, per cui gli esami che si tengono
da noi sono riconosciuti a livello ufficiale, quindi gli esami in particolare di A2 che servono per il permesso di soggiorno e di B1 che servono per la cittadinanza sono riconosciuti come validi in tutte le sedi. E le fasce d'età sono le più varie, abbiamo per scelta pochi minorenni, pochissimi, in genere l'età media sta tra i 20 e i 35 anni, ma abbiamo persone anche di età maggiore e devo dire che sono circa a metà fra uomini e donne.